Siamo con i due direttori del Grifone, Proietti e Silvestri. Allora, iniziamo dal direttore Proietti, quanta emozione c'è? È stata bella, impegnativa ogni volta, infatti non so se riusciremo a resistere, però adesso ci riposiamo, ci godiamo la vittoria e poi ci riprepareremo per le prossime, dai. Comunque complimenti ai ragazzi e complimenti soprattutto anche alla Vigor, perché in 10 giorni ha fatto 4 partite e complimenti veramente ai ragazzi, soprattutto anche per l'atteggiamento da parte di tutte e due le squadre, molto corrette, molto competitive, però complimenti, ripeto, a tutti. Ve lo immaginavate a settembre di trionfare qui nel Lazio? Beh, immaginarci o no, sperarci sì. D'altronde poi quando si parte da zero si lavora tutti per poter vincere qualcosa, no? Però poi dopo l'anno è lungo, le difficoltà sono tante, perciò ti dico che poi ecco, ogni anno trovarci in questa situazione, di fare comunque sia una finale, è bello, è importante. Cosa c'è nel futuro del Grifone? Ma intanto per quanto riguarda 17, 2 o 3 giorni di riposo e ci E prepariamo poi si a... ripartirà. Sì, infatti, e poi sabato andiamo a Frosinone con l'Under 14, perciò è un futuro imminente, perciò a futuro alla lontana aspettiamo. Complimenti davvero a tutte e due e alla società Grifone. Grazie. Grazie, grazie.